Cioè il team manager Zini mi ha visto crescere. Io prendo la Cosa prendi? Cosa prendi per puntare la tappa di domani? Ma non c'è il nome da lì. No, C'è l'altro metà. No, si è svegliato tipo alle 6 o prima. No, la partenza era fissata alle 7:30, vedi tipo alle 9. No, perché fa. chiacchiere pre-tappa. Mi sono poi. addormentato. Momento relax pre-nanna, prima di andare a dormire, prima della prima tappa, nel chill. Qua carichiamo il video per domani, il primo episodio sul Giro del Veneto. Ci studiamo la prima tappa. Che ne pensi della tappa di domani? Domani bisogna Stringere i denti. stringere i denti e chiudere gli occhi sulla salita. Ormai siamo a fine stagione, siamo cotti e anche da questo si percepisce che questi due dentelli qua si faranno sentire, ma no, non ci spaventano. Le due fette di torta di stasera ci hanno... Sì, circa quei due dentelli, una fetta per ogni... Eh sì, esatto, una fetta per strappo, effettivamente giusto. Niente, ci vediamo domani per il pre-tappa a colazione. Buonanotte. Buongiorno a tutti ragazzi. Mattina della prima tappa, ho già messo cerottino, sempre il codice sconto, ricordatelo. Siamo pronti per andare a fare colazione. Sono le 8:20, penso farò solo la colazione bella abbondante, poi magari mangerò qualcosa più tardi al volo, una barretta o qualcosa del genere. Non ho molta voglia di pasta oggi. Verso la colazione. Un momento. Esatto, stavo dicendo anch'io. Ecco già. Ci siamo. Qua fanno colazione tornato bambino. Toast, ci siamo, deve sgolfare un po' di raffreddore, io ho cereali, uova, pane, crostata e via. Deve essere 71. Numeri sono forse. Piena. Vedo? Come la mettiamo? Quindi facciamo un po'. Dietro siamo fottuti. Quindi là abbiamo messo davanti. La prima. La 2. Dopo quella. Chilometro 110. Sì, più o meno. Perché la cima è a 113. No, quella è quella lunga. Esatto. Qui se abbiamo tempo abbiamo già cambiato tutto. A rifornimento mi date quelle vuote, io ve le riempio e poi ve le Ok, ripartiamo poi. Ok. Tanto troverete già le sedi, siete un attimo, fumate una sigaretta, fumate una sigaretta e poi... Martini shakerato. Ah, dopo 30 anni. Tutti hanno ufficiale. Laino, dorsale 70 Emanuele Dovesi, dorsale 71 Alberto Zamperini, dorsale 73 Carlo Della Torre. Questi ragazzi della formazione piemontese sono presenti oggi in Veneto per... Siamo qua pronti per la prima tappa del Giro del Veneto. A breve
Ci sarà la partenza, passeranno i ragazzi qua davanti, cerco di farveli vedere. Tutto pronto, via. Ok, qualche secondo. Atleti in movimento, ancora qualche istante. Iniziare a muovere le auto che precedono, tutti i mezzi che precedono gli atleti in movimento. Partiti in questo momento, partito è la prima. Allora attenzione, buongiorno dal team Radio Corse Informazioni, andiamo subito con l'appello alla auto Radio Corse di inizio gara per cortesia. Chilometro 60, gruppo compatto ancora. Invitiamo in mezzo. Qua vediamo dei posti spettacolari. Andatura sostenuta in gruppo. Hanno aperto un po' il gas. Andiamo, il gruppo è partito anche a un cronometraggio. Fine tappa 1, siamo finiti. Io un po' di più, oggi stomaco KO. Il giovane era in gara per la maglia bianca. Chissà se l'abbiamo preso. Se il belga mi ha inculato. Vediamo se il giovane straniero l'ha messo dietro oppure no. Adesso partiamo dalla zona arrivo e si va in hotel. E si mangia. Un po' di riso, in teoria mangiamo adesso. Ma C'è il l'hai riso? preso te? Adesso lo prendo. Sì, ma perché era stop. Siamo arrivati in hotel abbastanza cotto. Adesso si mettevano a lavare le bici come con tutte le altre squadre e noi andiamo a farci una doccia e poi rapidi a fare i massaggi prima di cena, visto che sono già 6:30 mi pare. Un massaggio veloce e poi si va a mangiare. Oggi non è andata tanto bene, sono stato un po' male, non so bene perché. Ho avuto parecchi disturbi di stomaco, nausea per tutta la gara, dal chilometro 0 fino alla fine. Ancora adesso non riesco tanto a digerire, però bisognava mangiare per arrivare alla fine, solo che niente, le gambe stavano bene ma tutto il resto non funzionava perché se la digestione non funziona a dovere, di conseguenza la prestazione non può essere buona. Adesso comunque dobbiamo resettare e pensare alla tappa di domani. Comunque il mio compagno Manuel ha concluso settimo, quindi siamo speranzosi per la classifica. Però vabbè, si potrebbe accontentare. Se no mando. Momento cena. Io mi sono attaccato alla macchina con il campione qua, settimo. Contiamo tutto su di lui. Contiamo su di te. Vai, domani Devo offrire poi la cena. va bene. Stiamo caricando, ma non ho neanche fame. Ho dovuto segni. Mezz'ora. Non va bene, ti dà. Bilancina sempre presente, bisogna pesare tutto. Bisogna controllare di mangiare abbastanza. Anche l'acqua. O no? Follia. Ma lui vuole dire se è bravo con una lingua, sarà adesso. Rifai tutto. Pazzesco. Qua c'è qualcosa che non mi torna. Qua non si può. Qua è così e qua si pesa la crostata. C'è qualcosa che non mi torna. Anche là, giovane, dove scappi? Guardalo lì. Devo prendere un altro ascensore. ma sei in altitude. Grazie capo. Ciao bello, ci vediamo domani mattina. Massaggi finiti, sono molto rilassato, come potete vedere. Ormai si è fatta una certa, quindi alla fine i massaggi li ho dovuti fare dopo cena perché siamo arrivati tardi dalla tappa, bisognava andare a cena, quindi a me li ha fatti dopo. Adesso dritti a letto. Post massaggi nel chill.
Siamo alla fine del primo giorno e siamo già finiti. Ritmo pazzesco. Alla prima ora avevamo 48 di media. Non ho guardato. Sì, più o meno 48 di media e poi è esplosa la corsa. Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, abbiamo fatto prendere la salita davanti agli scalatori, mi ha scornato un po' tra i treni e un settimo posto comunque buono. Adesso vediamo domani come andrà, noi andiamo a dormire perché sennò non ci svegliamo. Fine giorno 1. Buonanotte. Buonanotte.